Benvenuti alla Pala Trento, ottava giornata del nostro campionato che si apre stasera con l'anticipo tra Dolomiti Energia Trentino e Epicasa Brindisi. Trento is very good selected team with a lot of athleticism, so we have to care about their rhythm, how they run. Il Brindisi mi preoccupa il talento che hanno e brutto da dire, ma la loro situazione di classifica che li porterà a giocare con un grande senso d'urgenza e una grande voglia di far punti. Arriva a ricevere Stephens, blocco di Abba. Stephens con una linea di penetrazione, con la schiacciatona, i primi 2 punti. Prisma con la difesa stretta su Baldwin, poi Gragiulli schiaccia per terra per Abba che schiaffeggia la retina da 3. Sneed, buon movimento di Sneed che poi va nell'angolo. Senglin deve subito andare a prendersi responsabilità, gran palla di Senglin per l'arrivo puntuale di Bayehe. Ellis potrebbe anche alzare, però Dom invece vuole andare fino in fondo. Ha ragione qui Ellis, grande protezione, grande resistenza fisica alla sua penetrazione. Qui Udom prova a prendersi il rimbalzo difensivo, invece Bayehe 2 volte sotto il ferro. Pallone sotto allora su Udom che si svita, cerca poi nell'angolo qualcuno che non c'è, in qualche maniera Alviti se la ritrova, non ci pensa, altra tripla. Trento con una verticalità terribile di Cook Junior. Rissa, pennellata mancina. Udom si allarga, pallone consegnato a Abba, ancora ad aprire il fuoco dalla lunga Trento. Baldwin in uscita, prova a mettere la tripla Baldwin. L'importante è la difesa, quando partiamo così in difesa poi il ritmo in attacco viene molto più facile e siamo una squadra a cui piace correre, però se non riusciamo a difendere dall'altra parte del campo poi ci viene difficile correre, quindi bisogna difendere ancora più aggressivo se possiamo e poi l'attacco verrà da sé. Morris cambia Biliga, Morris lo attacca in palleggio, poi passo all'indietro per sparare la tripla, ben fatto. Kislink aspetta Sneed, fitta di tiro di Sneed che poi penetra Gragiulis, oscura la vallata, stoppatona di Gragiulis, poi dall'altra parte palla persa di Ellis, è rimasto dietro un giro Sneed, altra stoppata di Gragiulis. Baldwin con lucidità alza la parabola, l'arcobaleno in penetrazione di Baldwin. Blocco di Bayehe, Morris sul cambio di Biliga, l'attacca, alza la parabola, meno 12. Forrai una mezza idea, poi sceglie di andare con questo tiro, dolce. Qui deve tirare Kislink, mette la tripla, adesso sono 7, solo 7 punti di distacco. Muove Abba, riceve a sfruttare il blocco di Cugione, andare nell'angolo da Alviti con tanta parabola. Che partita dal punto di vista balistico per Davide Alviti. Dom ribalta su Alviti, tiro complicatissimo. Mamma mia, non aveva niente qui Alviti. Sneed nell'angolo da Laszewski con spazio. Potenziale gioco da 4 punti per Laszewski. Udom veloce per Alviti, da dietro Sneed, si protegge Alviti, Bettuno per Alviti. Senglin frena, poi va con la tripla, Senglin torna lì, Brindisi. Palla nelle mani di Abba, Laszewski lo fa passare, Abba allora con lo step back, canestrone di Prentice Abba. Canta la sirena dopo 2 sconfitte consecutive tra campionati ed Eurocup, torna a vincere la Dolomiti Energia Trentino. I compagni mi hanno messo il ritmo, ma come sono capitato io oggi
sono capitati altri e ne capiteranno altri che mettono in ritmo la squadra. È sempre un gioco di squadra.